Siamo qui a Soligo in Rete, a Cison di Valmarino con Gianluca Di Marzio. Stasera innanzitutto abbiamo svelato un mistero: Gianluca Di Marzio ha un solo telefonino, eccolo, però al di là delle battute, qual è l'importanza dei dispositivi tecnologici nello sport e in particolare nel calcio di oggi? Ma sicuramente hanno aumentato e abbreviato la possibilità di tanti, anche giornalisti, di diventare tali, o tanti ragazzi di coronare il sogno di poter diventare giornalisti, di tante fonti di notizie di calciomercato di poter essere tali, perché io ricevo quotidianamente mail, messaggi, sms di ragazzi sconosciuti che mi segnalano magari notizie. Prima ho raccontato di un lavapiatti italiano in Inghilterra che mi consigliò e mi diede la notizia di Tevez alla Juve, quindi sicuramente la possibilità di avvicinare il più possibile l'utente a chi sta dall'altra parte come noi. Poi per quanto riguarda invece il mio utilizzo degli smartphone, dei social, quindi Twitter, Facebook, ormai ho tante persone che mi seguono e per essere seguiti bene devi saperli conquistare quotidianamente, coccolarli, far vedere, far sentire che sei uno di loro. E quindi sì, hai 700.000 persone che ti seguono, ma se non rispondi mai, se non ti rendi disponibile a dire dove sei, cioè quasi a far sì che la tua vita da privata diventi pubblica. Lo so che non è facile, però i tweet più letti sono quelli quando lì fingo di scherzare o di litigare con mia moglie sul film che guardiamo, sulla canzone di X Factor, quindi alla fine credo che sia quello il segreto, e credo che anche sia l'aspetto più bello del rapporto che si crea tra me e queste 700.000 persone che spero, non so, domani di coinvolgere tutte insieme. Non so dove farle stare perché non ci sono stadi o piazze che possono far sì che tutte siano lì, e io a ringraziarle per la fiducia che ogni giorno ripongono in me. Allora, grazie a Gianluca Di Marzio, arrivederci su questi schermi a fra poco, perché abbiamo già in cantiere... Grazie a voi perché ho scoperto la vostra realtà, in un mondo del giornalismo dove la carta stampata sta soffrendo, dove ci sono un po' di difficoltà per tutti. Il fatto di avere un quotidiano web che racconti le vicende, le vostre vicende, quelle della porta accanto, credo che sia sicuramente un progetto vincente, quindi sono molto felice di averlo conosciuto, quindi vi auguro davvero buon lavoro e buona fortuna. In bocca al lupo a Gianluca Di Marzio, e vi aspettiamo a Soligo in Rete qui a Cison di Valmarino. Ciao.